14 marzo 1972. Muore a Segrate, nei dintorni di Milano, Gian Giacomo Feltrinelli. Il suo corpo, dilaniato e carbonizzato, viene rinvenuto il giorno dopo sotto un traliccio dell'alta tensione. Sul luogo intervengono i carabinieri, affiancati dalla questura che invia sul posto un giovane commissario, Luigi Calabresi, lo stesso funzionario cui l'estrema sinistra attribuisce la responsabilità della morte di Giuseppe Pinelli, anarchico milanese, arrestato per la strage di Piazza Fontana e morto in circostanze misteriose precipitando dal quarto piano della questura. Il cadavere sotto al traliccio ha addosso i documenti di un certo Vincenzo Maggioni, ma 24 ore dopo si scopre che in realtà quel corpo appartiene a Gian Giacomo Feltrinelli, per gli amici Giangi, nome di battaglia Osvaldo. Agli inquirenti il caso appare chiaro. Feltrinelli si è inerpicato sul traliccio per posizionare delle cariche esplosive. Forse l'inesperienza nel maneggiare del materiale pericoloso o forse un malfunzionamento hanno provocato l'esplosione mortale. Gian Giacomo Feltrinelli, nato a Milano il 19 giugno del 1926, appartiene a una ricchissima dinastia che ha fatto fortuna 100 anni prima commercializzando il legname dei boschi della Carinzia. Partecipa giovanissimo alla Resistenza e nel 1954 fonda la casa editrice che tuttora porta il suo nome. Iscritto al Partito Comunista, ne esce nel 1958, dopo le critiche dei dirigenti filosovietici per aver pubblicato Il dottor Živago di Boris Pasternak. Dopo la strage di Piazza Fontana, Feltrinelli, che si trova in Sardegna per organizzare una lotta armata per l'indipendentismo isolano, fa ritorno a Milano. Fonda i gruppi d'azione partigiana e si dà alla clandestinità. La tesi di una morte accidentale non convince gli ambienti della sinistra extraparlamentare, che sostengono invece che Gian Giacomo Feltrinelli sia stato assassinato come reazione all'imminente smascheramento della strage di Stato di Piazza Fontana. Ma in un nastro ritrovato nel 1974 in un covo delle Brigate Rosse, che sulla vicenda avevano condotto una propria indagine interna, un collaboratore di Feltrinelli, che si fa chiamare Gunther, conferma la morte accidentale. Nel 1979, all'ultima udienza di un processo ad alcuni brigatisti, questi leggono un comunicato in cui affermano che Osvaldo non è una vittima, ma un rivoluzionario caduto combattendo, smentendo così in via definitiva la tesi dell'omicidio.